Buonasera amici e amanti delle belle tradizioni del nostro paese di Ciminna. Oggi siamo alla quinta puntata dedicata alla pagina Ti Cuntu un Cuntu. Abbiamo parlato in precedenza, vi ho raccontato la storia di Fra Currao e dei soldi che Fra Currao trova nelle bisacce dei sette ladri. Perciò, per seguire questa storia anche con il discorso dei soldi, vi racconto la storia di Padre Bonnì. Cui era Padre Bonnì? Diciamo era un sacerdote anziano che è vissuto tanto tempo fa a Ciminna. Era un anziano sacerdote ricchissimo, avaro all'infinito, che non aveva tanti parenti, aveva solo due nipoti. Perciò, andando avanti con l'età, giustamente deve pensare pure che, specialmente chi aveva i soldi, ci deve pensare più di una volta a chi li deve lasciare. E Padre Bonni decide di fare testamento. E allora decide di fare testamento e divide l'eredità ai due nipoti. Però gli sembra giusto chiamare i nipoti e comunicare la sua scelta, la sua decisione testamentaria. E allora chiama i due nipoti e dice, e questi due nipoti ce n'erano uno che era molto più vicino a lui, lo aiutava, lo collaborava, se aveva necessità, se aveva qualche bisogno, era il nipote che era il nipote ben voluto e gli stava sempre vicino. L'altro nipote un pochettino era più superbo e se ne fregava dello zio, stava un po' lontano e quasi quasi se ne infiscava anche dell'eredità, però giustamente lo chiama lo zio, si presenta all'appello. Praticamente lo zio presenta ai due nipoti le sue scelte testamentarie. Allora, il nipote, quello più vicino, preferito, dice: Vabbè, a te ti lascio la casa, una casa piccolina nei pressi, diciamo, Ruchiano la Fontanedda, una casa piccolina, e gli lascia al nipote questa casa. Invece all'altro nipote, che era un po' più distante, dice: Ti lascio tutti i miei terreni, che erano assai, era una bella proprietà. Perciò il nipote, che stava un po' più lontano, appena lo zio ci disse che ce la stava i terreni, giustamente non stava seduto nella sede della contentezza. A me ce l'ha giù nipote, giustamente ha cominciato come, cioè a me frate ce l'ha sta tutta la proprietà di terreni, a me me l'ha sta senza niente, come a campare. Però, giustamente, sta muto rispetto alle volontà dello zio. Appena il fratello va via, quello, il nipote che gli stava più vicino, dice: Zio, ma che cosa hai combinato? Dico: Io ti aiuto, tu hanno bisogno, qualsiasi cosa sono a disposizione, e tu a me frate ce lasci tutta la proprietà, si può dire, e a me lasci questa piccola casa. Dico: La casa è vecchia, è mala combinata. Dico: Ma il vecchio si mise a ridere, dice: Vabbè, dice, tu un trucco, diciamo. È vero che ti lascio la casa e sembra la parte minore, però c'è qualcosa che poi ti farà rallegrare. Dice: Ma che cosa è? Dimmillo. Io, ma a sapere di che cosa si tratta. Dice: Praticamente, dice, io nella mia vita ho sempre accumulato. E dice: Vabbè, lo sapia perché era avaro, era seccoso, per dirlo in siciliano, va? E dice: E io ho nascosto tante monete d'oro ogni anno, il raccolto, e nascondo sempre le monete d'oro una ittena. Praticamente lui dormiva una ittena, che era una panchina di gesso, ci metteva un piccolo materasso fatto con un paglione che era fatto di paglia e così via, e un piccolo lenzuolo coperto e così via, ma lui mi sta ittena. Praticamente lui stava tranquillo che i soldi stava, li teneva sotto protezione praticamente. Però una ittena, dice, vedi, dice, cana ittena sutta, dice, un paglione, dice, c'è fatto una spaccazzetta, dice. Io ogni volta che io i soldi loro, i casini loro, la buco da rincia, poi ci metto una leccata di isso, un mascario da un bicchiere di carbone, dice, e pare concennente. Ma carincia, dice, c'è la trovatura dei soldi loro. Dice, perciò tu pare che te la sta parte minore, però ci andrai, dice, buono, stai tranquillo. Perciò, giustamente, un'ipotesi, sta zitto, tutto silenzio. O vecchio, giustamente, continua. Dopo qualche anno che aveva fatto testamento, il vecchio aggrava, si sente male e è in agonia, nel letto di agonia. Perciò, come era prima, specialmente un zio ricco, così aveva già destinato la proprietà, e c'erano tutti i nipoti a fuggire intorno, che mischino cercavano raccudire il vecchio, sta morendo il suo padrino, sta morendo il suo padrino. Perciò il padrino era in agonia e
momenti di agonia, si sa, chi purtroppo li ha vissuti, con i parenti e via di seguito, ci sono momenti in cui l'ammalato magari viri morti, vira a suo padre, vira a sua madre, smani la morte cosiddetta. E o vecchio comincia per acquaciare, comincia a fare irinara, 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 e chi pensava che aveva a morire e aveva lasciare i soldi, e pensava irinara, un nipote che sapeva il trucco, scantandosi che tutti gli altri parenti attentava e poteva svelare il segreto dei denari, e o frate poi dice io voglio la mia parte, a cominciare a fare no, che dici, tutti i parenti, che dici Rinara, no, nipote ci faceva, no, quale Rinara, un renale, o zio, o padrino, lo renale, e che lo faceva, il Rinara, no, zio dici il Rinara, no, zio è confonduto, dici un renale, io dici a pigliare un renale, e perciò partivano i femmini, ivano a pigliare un renale, ci portavano un renale, lo zio, che avete a fare la pipì, e che lui Irenara, e sempre si ripetiva questa litania. Però giustamente dura poco perché l'agonia fu breve, si affrettò e il padrino morì. Morto padrino, giustamente ci fu funerale a matrice, pigliaro poi seppellero un ta fossare padrine, perché a matrice, come voi sapete, nel coro vi sono le botole con le sepolture dei sacerdoti. O seppellero da rincia, ben sistemato, quando un nipote finì un funerale, la prima fornicia che apre quale fu, minchia, gli rabbi subito come riscorso la trovatura, perché suo frate giustamente non sapeva niente, ognuno se ne ha suo caso, suo frate contento, dice, ora sono ricco, ora non travaglio più, una volta che zio mi lascia tutti i terri, ora piglio l'operaio, quale travagliare più? Ora i terri posso campare tranquillo. Un nipote dice, ora che era bene su zio, a me questa verità, che ci sono i soldi che ce ne erano infilati da rincia. Perciò parte, piglia una mazza e comincia a dare o primo, secondo, terzo corpo, un taddaittena, boom, tutto un corpo c'era una giagetedda china di soldi, appena c'era il terzo corpo, da giagetedda come una vulga, così è l'espressione, come una vulga, la vulga era la botte d'acqua che alimentava praticamente i mulini ad acqua, che c'erano a Cimina, c'erano tante mulini ad acqua e così via, come una vulga ne esci questo fiume praticamente di monete d'oro. Madonna mia, che cecca ha trovato mischino, sempre a o zio ci lascia questa verità e ci lascia tutta la roba, o zio aggiungeva sempre e un nipote si trova ricco. Perciò dall'indomani un nipote che aveva ereditato i terreni dice, minna mio frate, ora vedi, povero era e povera restare, dice, perché una volta che ci lasciava a casa, dice, ne capo come mia, dice ora avenne terre posso campare tranquillo, io se ne va a travagliare, io a me ci ora piglio l'operaio, a me ci chiedo siccome aveva a trovatura di denari, che cosa fece? Un umano a cominciare a cattare sarme di terra e si fece pure io a bella proprietà. E per far vedere che Iddo era ricco, lo zio l'aveva lasciato ricco, che cosa fa? S'accatto bello poste casa e costruisce un palazzo enorme con pian terreno, primo e secondo piano, e costruisce un palazzone di Bonni, cosiddetto a Ciminna, praticamente che dava su Corso Umberto I, via Leto e a via Grimaldi di sopra. Perciò è un fatto che a me è stato raccontato di padre Bonaronna, perché eravamo come tante piccirilli assettate, c'erano tante persone che passavano e ognuno raccontava su. Dico, è un fatto realmente accaduto a Ciminna, era roba di padre Bonni. Praticamente pare che a certe volte uno ci va buono dall'eredità e invece certe volte ci va fregato, ma alla fine tutte e due hanno avuto la loro parte e tutte e due sono rimasti ricchi. Per ricollegare anche un proverbio antico che si usava a dire, a ora di roba, guardate pure di tuo padre che ti fici. Questo è il proverbio antico. Tante volte succede che un padre, come un zio, un nipote, ave preferenza verso un altro figlio e c'è chi ci va più meglio, chi ci va più scarsolino. Ma munno è stato e munno è. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi invito sempre a selezionare e a seguire la pagina Facebook
Ticuntu Uncuntu, dove io inserisco le mie storie, i video relative ad alcune belle tradizioni e storie legate al paese di Ciminna. Grazie mille e vi invito alla prossima puntata, a Dio piacendo, il prossimo sabato. Grazie e buona serata.